Carmelo Cantone e Gerlando Piparo entrano nella giunta del sindaco Miccichè. Cantone, in quota Forza Italia, sono state assegnate le deleghe alla Polizia Municipale, alle attività produttive e alle imprese turistiche, mentre Gerlando Piparo, in quota Fratelli d'Italia, avrà le deleghe al piano regolatore e allo sport. Il giuramento è avvenuto questa mattina presso il comune di Agrigento alla presenza del sindaco Miccichè e del segretario generale Floresta. Carmelo Cantone si è dimesso da consigliere comunale e al suo posto nella lista di Forza Italia entra Antonio Scinda, primo dei non eletti. Positivo il riscontro del sindaco Miccichè, che afferma come 2 nuovi assessori vanno ad arricchire la mia giunta, che finalmente è completa. I 2 nuovi assessori nominati da Miccichè prendono il posto ai dimissionari Francesco Picarella e Roberta Lala. Ma sì, 2 nuovi assessori perché abbiamo di nuovo rimpinguato i 2 assessori che avevano dato le dimissioni. Perché Carmelo Cantone e Piparo? Perché secondo me vengono ad arricchire la mia giunta, sono 2 persone competenti, ognuno per il settore che andrà ad occupare. Penso che sia una scelta ottima, equilibrata e anche di qualità. Il dato politico è che Forza Italia, quindi il Presidente della Regione con Cantone assessore, entra in giunta ad Agrigento. Sì, Forza Italia entra in giunta, ho già sentito il Presidente della Regione, penso che era il minimo che potevamo fare. Quali sono le ragioni politiche che hanno spinto a questo accordo? Una Forza Italia che fino a qualche giorno fa era invece all'opposizione. No, per me le ragioni politiche sono secondo me solo e esclusivamente quelle di competenza. Io volevo gente competente accanto a me, le forze politiche si sono unite tra di loro e finalmente Agrigento può avere una giunta qualificata. Gerlando Piparo, un consigliere comunale che si è speso tanto in particolare sul settore dello sport, continuerà in questo senso? Sì, Gerlando Piparo si è speso tantissimo sullo sport, ma vi dirò di più, si è speso anche dal punto di vista tecnico e urbanistico, quindi avrà anche la delega dell'urbanistica. Ci saranno nuovi rimpasti all'orizzonte al sindaco? Ma questo ancora non lo so. Assessore, Forza Italia entra in giunta, vuol dire che Schifani con Presidenza della Regione ad Agrigento sarà presente nella sua persona? Forza Italia entra in giunta, anche ha collaborato all'attività di questa amministrazione anche facendo, direi, un'opposizione seria e costruttiva, mai schiamazzi fine a se stessi, abbiamo collaborato sin dall'inizio. Oggi il Presidente Schifani, che ho il piacere di appartenere al suo partito, a Forza Italia, con me si occuperà ancora di più della città di Agrigento. È chiaro che c'è l'espressione dell'onorevole Gallo, ovviamente deputato parlamentare di Forza Italia, in questo accordo, non lo sottovalutiamo. Assolutamente no, infatti colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto il sindaco che ha avuto fiducia nella mia persona, col quale, ripeto, da 2 anni e mezzo già collaboriamo, e poi il nostro leader, l'onorevole Gallo, per la fiducia che mi sta accordando unitamente al Presidente del partito, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Da consigliere, fino a 5 minuti fa, in consiglio ho sempre detto che da quando abbiamo avuto questa fortuna, il piacere e questo privilegio di essere designati Capitale della Cultura 2025, nulla può essere più come prima, quindi ogni settore, da qualunque settore, dallo sport al turismo, alle attività produttive, tutti i settori che riguardano l'amministrazione comunale devono guardare con attenzione questi nuovi accadimenti nei quali siamo stati coinvolti e che saremo protagonisti, ci vedranno protagonisti nel 2025, ma già da subito. Quali le deleghe? Le deleghe alla Polizia Municipale, alle attività produttive e soprattutto una cosa che mi sta molto a cuore, ai rapporti con le imprese turistiche. Agrigento vive di turismo, può vivere ancora di più di turismo. Si rimette da consigliere comunale? Sì, assolutamente sì, ritengo che sia importante perché Agrigento va amministrata in tutti i suoi settori e è chiaro che c'è un accordo politico e io sono un politico. Dottore Piparo, quanto vale questa delega di assessore? Quali saranno le sue competenze? Sì, io entro in Buda Fratelli d'Italia, ringrazio l'onorevole Pisano, ringrazio l'onorevole Savarino, ringrazio tutti del partito. L'impegno sicuramente è un impegno gravoso, l'urbanistica si parla di cose serie
è lo sport che oggi dobbiamo dare molte risposte alla città, quindi spero di essere all'altezza e di lavorare con serietà. Quali saranno i provvedimenti in merito al calcio? Al campo c'è una squadra che è salita in Serie D, c'è una cordata di imprenditori che vuole il campo, ci sono tanti tifosi, tanti sportivi, 5.000 presenti all'ultima partita, che vogliono delle risposte chiare e nette sul futuro del campo sportivo. Vogliono l'impianto di illuminazione, su questo l'amministrazione latiterà ancora o lei con la nuova delega darà delle risposte? Lo stadio comunale intanto dobbiamo dire che appartiene a tutti, appartiene alla città e appartiene ai Chieti Gentili, non a una singola persona. E quindi noi ora guarderemo le carte e ci muoveremo di conseguenza, sicuramente rispettando tutti e facendo tutto secondo legge. Assessore, la delega dello sport finora l'ha avuto lei, ecco, questa integrazione che va con la nuova delega a Piparo cosa vuol dire? Vuol dire intanto ringrazio il Sindaco per aver nominato questa mattina il consigliere comunale Gerlando Piparo e Carmelo Cantone, che sono i due nuovi assessori che mancano in giunta dalle dimissioni degli ex che si sono dimessi già qualche mese fa. Oggi chiaramente il passaggio della delega allo sport a Gerlando Piparo è un passaggio innanzitutto di continuità e quindi di segnale che comunque il nostro partito Fratelli d'Italia ha lavorato bene in questi 2 anni, e poi chiaramente è anche un supporto a quella che è la mia attività di delegato alla cultura e al turismo, comunque le mie deleghe rimangono invariate, e quindi è un supporto anche operativo a quelle che saranno anche le tematiche da portare avanti, perché il lavoro da fare è tanto e quindi ci sarà sicuramente una manforte in più nel gruppo di Fratelli d'Italia e rappresentanza nella Giunta.